Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Radio Veneto Agricoltura. Tutte le puntate di Radio Veneto Agricoltura sono disponibili sul sito dell'Agenzia regionale, basta cliccare nella parte superiore della home page www.venetoagricoltura.org e lì appaiono tutte le puntate fin qui realizzate e un anno di servizi di questo appuntamento settimanale. La puntata numero 17, che trovate appunto sul nostro sito internet, è stata dedicata proprio alle varietà antiche e moderne di cereali. Un discorso davvero molto interessante che quest'oggi riprenderemo perché abbiamo con noi un agricoltore, Alberto Zambon, che conduce una piccola azienda agricola a Vighizzolo d'Este, in provincia di Padova, dove sta cercando di fare una cosa davvero molto interessante, ovvero quello di conservare un grano antico, duro. Alberto, buongiorno intanto, e spiegaci un momentino come è nata questa tua proposta che stai cercando di fare, questo lavoro che stai cercando di fare, e in cosa consiste esattamente. Guardi, consiste esattamente nel tornare un po' alle origini. Cioè fare un'involuzione però positiva, un'involuzione che con tecniche moderne, per carità di Dio, salutistiche e quant'altro, dal punto di vista anche della preservazione del terreno e quindi tutte le nostre agricolture più civili possibili, stiamo praticamente conservando un grano antico perché secondo il nostro punto di vista nella biodiversità e quindi negli incroci casuali che anni, decenni, centinaia di anni fa e millenni fa la natura ci ha regalato. Ti interrompo, ti ricordo a tutti quanti che proprio pochi giorni fa si è tenuta la giornata nazionale della biodiversità agraria e agroalimentare e alimentare. Ma come si chiama questo grano antico duro intanto? Questo grano antico duro nel Veneto veniva chiamato e si chiama tuttora grano Marzolo. E noi lo mostriamo che è esattamente questo. Queste sono le spighe. Come vedete ha le reste nere. Quindi anche il chicco che adesso vi faccio vedere è un colore scuro, ambrato sì ma scuro, e la farina che ne deriva è molto scura, la facciamo a pietra, giustamente la moliamo a pietra per preservarne tutte le caratteristiche organolettiche il più possibile, quindi le fibre solubili, le fibre insolubili, e anche perché attraverso la macinazione a pietra riusciamo a farne poche quantità, quindi si parla di una filiera attualmente di nicchia e che solo con una filiera di nicchia riusciamo a dare una garanzia qualitativa un po' più territoriale, un po' più piccola. Ascolta Alberto, questa è una passione, hai detto di recuperare un pezzo di storia antica veneta, però io credo ci siano anche poi degli interessi per poter fare cosa esattamente, quindi creare una filiera legata a questo prodotto. Siamo partiti con una passione, quella di ritornare indietro per stare un po' meglio, però vogliamo anche riscoprire un pezzo di storia del nostro Veneto, no? Particolarmente questo grano antico si chiama... Quando si dice antico vuol dire quando? Precisiamo che antico comunque deve essere ante il Novecento, perché se non è ante il Novecento poi ci sono stati degli incroci genetici e non solo, perché se andiamo a ricercare si va a vedere che sono state fatte anche delle modifiche di genoma e quant'altro con tecniche un po' non proprio naturalissime, che vanno contro proprio al principio di biodiversità, e quindi sono ante 1900. In particolar modo questa è una varietà, si chiama Timiglia. Ripetiamolo, Timiglia. La Timiglia. Nel comparto... Come tu sei riuscito a capire qual era l'origine, da dove arriva, la provenienza? Allora, nel comparto promozionale dicasi che la Timiglia venga coltivata solo in Sicilia. Se noi andiamo a fare veramente delle ricerche
storiche che tra l'altro sono state fatte da una professoressa siciliana, abbiamo i documenti di questo che lo attestano, si va a vedere che la timiglia, proprio questo nome, deriva dal fatto dei 3 mesi. Questo grano è il grano dei 3 mesi. In 3 mesi può venire. È un grano che resiste tanto alla siccità e resiste tanto anche nel periodo corto della semina. In gergo quindi questo grano va bene seminato dove c'è la siccità, ed in Sicilia bisogna dare tutto il loro rispetto, perché è stato l'ultimo dei grani antichi ad essere stato abbandonato, tanto è vero che tuttora lo coltivano. Però se andiamo a spulciare sulla storia, veniva seminato nel nord Italia, precisamente nel Veneto lo chiamavano il grano marzuolo, in dialetto il marsuolo, perché lo seminavano a marzo. E dove lo seminavano? Lo seminavano praticamente sui colli, dove ci sono dei fenomeni di siccità e quindi veniva, non veniva, terreni calcari eccetera, non c'era l'irrigazione a quel tempo, e lo seminavano anche nelle zone basse, non ancora bonificate. Tanto è vero che la storia che stiamo tirando fuori è quella che i dogi veneziani, che compravano la pasta dall'estero, che allora estero era Sicilia ed era Napoli e quant'altro, avevano comprato un po' questo grano per cercare di fare la filiera della pasta, e hanno iniziato un po' a Vicenza. Però comunque questa varietà la seminavano praticamente nei colli, quindi Eugani e Berici, e nelle zone un po' paludose, perché nel 1600 i veneziani non avevano ancora bonificato niente, e quindi nelle aree dopo la primavera, dopo le piogge primaverili, seminavano il grano che veniva lo stesso. Tutto è andato a sfumare dai veneziani, perché dopo con la guerra dei turchi hanno abbandonato, perché le priorità sulla Serenissima erano diverse, non erano certo il grano per la pasta, hanno abbandonato un po' il discorso, e quindi siamo andati a non avere più questo pezzo di storia. Perfetto. Penso che comunque attualmente non stiamo morendo di fame, il problema è solo sapere ciò che si mangia e mangiarlo bene. Penso che ci sia spazio per questo pezzo di storia del Veneto. Quindi sappiamo che all'interno di queste grandi produzioni cerealicole ci siano anche delle nicchie in cui possono inserirsi coltivazioni antiche, come questa che stiamo mostrando adesso, dal quale deriva questo tipo di grano che abbiamo visto, eccolo qua, e poi abbiamo visto anche la farina, con la quale adesso ci spiegherai però cosa tu hai in mente di poter fare con questa farina, ok? Cioè qual è la filiera che te vorresti andare ad occupare, o comunque a interessarti di produrre cose esattamente? Guardi, essendo comunque un grano, i prodotti da forno sono eterogenei, quindi sì, questo grano si può usare un po' anche in miscela, per carità di Dio, però si può usare un po' su tutti i prodotti. Esempio qua abbiamo un pane che abbiamo cercato di fare una filiera con un pane derivante dai colli Ugani, difatti lo abbiamo chiamato Nero d'Abano, che lo seminiamo il grano nei colli Ugani, che comunque, attenzione, il grano seminato nei colli è diverso, cioè per carità è sempre quello, però esce diverso che ne seminato nelle aree pianeggianti. Quindi fare delle tipicità, delle filiere sempre di nicchia e quant'altro gode la mente, gode la salute, godono qualsiasi tipo di elementi. Certo. Ecco. Quindi oltre al pane, volevo prendere e recuperare questo pezzo di storia, insomma, volevamo, perché anche Veneto Agricoltura mi sta dando una notevole mano per la conservatoria, tanto è vero che questo risulta come l'unico grano duro presente nei grani conservati in Veneto, quindi anche lì mi sta dando una mano, sono inserito con Veneto Agricoltura per la promozione di questa cosa, insomma, ecco. E volevo far rinascere la pasta che... la pasta per la pasta asciutta? La pasta per la pasta asciutta. Bene. Perché? Perché ritornando alle origini, come abbiamo detto prima,
prendendo quel pezzo di storia dei dogi veneziani che andavano a prendere la pasta e che hanno detto prendiamo il grano e ce la facciamo noi, adesso che possiamo farlo, facciamolo. Certo. Almeno proviamoci. Alberto, mi sembra un'idea molto buona e anche con potenzialità davvero molto interessanti. Quali difficoltà stai incontrando? Guarda, Sintetizzando, visto che abbiamo anche ancora un paio di minuti a disposizione. Vabbè, le difficoltà sono molteplici e sono quelle di qualsiasi settore. Allora, praticamente viviamo su un mondo che tutto è pronto, tutto è fatto, e per vendere bisogna sensibilizzare al 100% i consumatori, che non hanno colpa se magari non acquistano subito la cosa, anche perché non lo conoscono magari, no? Anche perché non lo conoscono. Sì. Quindi alla fine il tutto si traduce che ci vogliono tantissimi investimenti per riuscire a promuovere bene il prodotto. Sono queste, poi da lì partono una serie di altre cose, ma alla fine è questo. Posso immaginare che sia importante per esempio l'aggancio agli agriturismi, per esempio, no? L'aggancio agli agriturismi, l'essere sempre attivo con i comparti istituzionali come Veneto Agricoltura, come essere altre presente ad di iniziative come quella che si è tenuta a a Legnaro in occasione della giornata della biodiversità. Della biodiversità, che ringrazio molto, e quindi alla fine ci si mette di più, ma si fa un po' più concretamente la cosa, insomma. Bene. Ecco. Alberto, grazie allora per essere stato qui con noi oggi. Ripetiamo il nome di questo... Questo è il grano marzuolo. Grano marzuolo, in dialetto dicevi? Il marzuolo. Il marzuolo, bene. Che deriva dalla Latimiglia, che tra l'altro la Latimiglia prende nomi, come ho detto prima, da dove è stata coltivata, no? Quindi in Francia ha il suo nome, in Sicilia ha il suo nome, la Tumminia, la Tremelia a Napoli, insomma sulla zona napoletana, per esempio in Francia si chiama Tremois. Ognuno noi abbiamo il nostro, e noi abbiamo il nostro che è il marzuolo. Quindi il recupero di una varietà antica di grano duro che ha delle potenzialità sì di nicchia, ma davvero molto, ma molto interessante. Grazie Alberto, un arrivederci a tutti e alla prossima settimana. Grazie a voi.